il vincitore andiamo a proclamare ora della narrativa inedita, quindi lasciamo Panda Noir inediti ed editi e andiamo veramente nei primissimi posti di quello che ci interessa molto, che anche voi state attendendo. Quindi io chiamerei qui per premiare il vincitore della categoria della narrativa inedita, sempre lui, il titolare della casa editrice castellana Panda Edizioni, il nostro Andrea Tralli. Cosa ci racconti adesso, Andrea? No, allora, che il Panda Noir è una mia passione personale, assolutamente, però ovviamente la categoria che tengo di più, non che io abbia delle preferenze perché mi piacciono entrambi, però è quella che storicamente anche Panda Edizioni fa più continuativamente, è la narrativa inedita, quindi sono molto contento di questo, perché poi anche tutti i premiati dell'anno scorso sono andati, degli altri anni sono andati tutti benissimo, quindi la speranza, ma direi che è quasi una certezza, è che sia così anche per il vincitore di quest'anno. Anche perché ricordiamo che il vincitore sempre della categoria narrativa inedita vince sempre la pubblicazione sì, con te, con la casa editrice Panda Edizioni, e quindi chi meglio di te per premiare questo vincitore. E sta arrivando la nostra Francesca, carinissima, grazie Francesca, con la busta, e andiamo a proclamare il vincitore. Sì. Il vincitore della categoria narrativa inedita è una burla, nel senso che non è un vincitore ma è una vincitrice, è Chiara Sbrissa con I colori. Già che siamo qua, ti faccio una domanda veloce, nel senso che leggendo il tuo libro si evince che le tematiche principali di esso sono i legami familiari e le emozioni che sono collegate a essi. Quanto c'è del tuo in questo libro? Allora, non è un libro autobiografico, però le tematiche appunto affrontate sono elementi che ho vissuto in prima persona, luoghi che scrivono nel mio cuore, e quindi ci sono molti elementi personali, esperienze che ho vissuto o che ho provato in prima persona, che ho visto. Quindi, perché penso che la scrittura sia vera e più sentita quando appunto è provata in prima persona. Certo. Tra l'altro, una domanda fuori programma: tu hai una particolare passione per la scrittura anche storicamente, come mai un romanzo stavolta? Cioè, oppure è una passione anche questa antica? Diciamo che sono partita in realtà con la prosa, poi la poesia è diciamo un po' decollata durante la mia ultima gravidanza, quindi appunto le vene anche un po' più sensibili mi hanno portato verso questa dimensione poetica, però mi diletto sia in prosa che in poesia. D'accordo. Grazie a tutti. Molto bene, Chiara. Allora adesso andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, quindi ti invito ad accomodarti, puoi appoggiare lì o portare con te lo stesso. Prego la nostra Maria Cristina, grazie. Eliana si avvicinò alla vetrata. Gli occhi vibravano al chiarore della luna che vegliava le cime addormentate. Sua madre aveva sempre quel modo di guardare alla finestra, quel modo che ricordava fin da bambina. Se contasse i larici mossi dal vento, o le civette bianche in volo, oppure le stelle, Caterina non glielo chiese mai. In quel momento Caterina capì che sua madre era in ascolto, perché era il suo cuore a dirle qualcosa. Eliana si voltò e dal modo in cui le sorrise, Caterina comprese che aveva capito il segreto che custodiva. Sarà quell'amore a dare un senso a tutto, a tenerti sveglia nel mezzo della notte, a chiederti se stai facendo abbastanza. Perderai te stessa in quell'amore, perché capirai che la sua felicità si
si porta dietro la tua e si appiccica addosso come lo strato di pelle ai nostri muscoli. L'alba brillerà di una luce diversa, coglierai il primo fiore di marzo e il tramonto arriverà più tardi. Ti sorprenderai nel constatare di avere più fiato per correre oltre confini mai raggiunti e non sentirne la fatica. Vedrai nei suoi occhi i tuoi, vedrai lo specchio delle tue speranze e il volo che farà prendere ai suoi sogni. Così le disse Eliana, fissando il profilo delle montagne, sprofondare nella bolla del cielo stellato. Grazie alla nostra lettrice Cristina Learcini. Allora andiamo dalla Chiara in centro palco per le foto di rito, di premiazione, e lasciamo che la nostra jazz band ci accompagni. Grazie. Reale.